Allora, abbiamo pochi minuti a disposizione, però vediamo un po'. Siccome c'è stato anche un convegno da parte dell'ANCI di incontro con i candidati, chi rappresenta insomma Sì. le forze politiche che si vanno a candidare alla regione, gli auspici per il sociosanitario, non solo, anche magari per altri settori strategici, per la nuova reggenza della regione. Quindi che cosa chiede l'ANCI per quel che la riguarda e anche lei? Quindi da un po'. Sì. Ma adesso appunto questo è un momento particolarmente importante perché ci sono le elezioni a fine mese, quindi quello che ci aspettiamo noi sindaci, ma quali interpreti di un territorio, dei problemi del territorio che incontriamo ogni giorno. Il sanitario, si diceva il sociosanitario, che è uno degli ambiti in cui la Regione impiega gran parte del proprio bilancio. Credo che qui quello che auspico, quello che auspichiamo è che veramente si metta in cantiere, si metta in moto un vero processo di riorganizzazione della sanità che funziona, la sanità veneta, ma con la carenza di risorse con cui dobbiamo far purtroppo i conti in questo momento, bisogna anche pensare di riorganizzare e di trarla sulle nuove esigenze della popolazione. Quindi si parla di riduzione delle ASL, può essere questo un sistema, vediamo, può essere, ma anche io direi valorizzare molto di più tutta la rete territoriale dei servizi, meno ospedali e più servizi territoriali, più interazione tra volontariato e servizi comuni, i comuni e i nostri servizi sociali, attraverso anche, faccio un esempio concreto, io ho in mente adesso un'esperienza pilota che stiamo facendo sul nostro territorio, che è quella della psicologia di base integrata con la medicina generale. In un tempo in cui le persone hanno grandi problematiche personali, perdono il lavoro, magari hanno problemi di separazione e tanto altro, c'è un'emergenza proprio a cui far fronte e avere un sistema sociosanitario che risponde immediatamente, più efficacemente, più velocemente, attraverso magari l'accesso immediato al medico e allo psicologo di base, cioè senza impegnativa, intendo dire, proprio diretto, questo consente di risparmiare sulla spesa sanitaria da un lato, di dare una risposta migliore al cittadino paziente che ha un servizio immediato diretto, ha un benessere immediato e anche veramente riuscire a cambiare un modello di risposta, perché dobbiamo cambiare anche i modelli, ma molto velocemente, più rapidamente di quanto cambiano i problemi. Prevederli invece che seguirli. Sì, sì. Per quel che la riguarda, che cosa potrebbero essere le esigenze che sentite più forti? Sì, su questo settore magari continuare a insistere sull'attuazione delle schede ospedaliere, ad esempio appunto della riorganizzazione che è partita e anche su progetti di prevenzione. Penso a un grande progetto che interessa proprio un po' tutto il Veneto, il progetto Green Tour, che prevede una riqualificazione a pista ciclabile a uso ricreativo e sportivo della ferrovia il Treviso-Ostiglia, è legato a un sistema di prevenzione con le ULSS che stanno partecipando a questo progetto, e questo appunto, al di là di portare benessere e quant'altro, porterebbe un bel risparmio anche nella spesa sanitaria dalle proiezioni che sono state fatte. Quindi cercare di attuare un po' e di proseguire su questa linea, e poi soprattutto incentivare. Adesso ho fatto un buon lavoro sul turismo, individuando anche le aree minoritarie, quindi nel piano, che poi è stata una delle leggi fatte appunto recentemente a livello regionale sul turismo, al di là di Venezia, il litorale, le città d'arte eccetera, anche tutta la parte interna del Veneto che ha ancora grandi potenzialità di crescita, seppur in termini assoluti chiaramente molto minore rispetto alle aree più blasonate, le città d'arte e i capoluoghi, però ha ancora margini di crescita. Su questo ricordiamo che nel prossimo settennio ci sono un bel po' di fondi europei da poter spendere, salvo appunto che sblocchino anche qua la possibilità di utilizzarli, però orientando gli assi appunto strategici anche sulla crescita turistica, che vuol dire anche turismo non solo legato alla fruizione magari di spazi oppure a livello artistico e quant'altro, ma anche nel settore enogastronomico e anche produttivo, perché poi c'è un turismo legato alla produzione che è interessante, quindi valorizzare anche le piccole realtà, creando un tessuto diffuso magari che possa portare nuova occupazione. Chiaramente una cosa da non perdere di vista è la multisettorialità della nostra economia, quindi anche l'industria, l'artigianato
e l'agricoltura devono continuare ad essere assistite, perché altrimenti rischiamo di perdere uno dei pilastri strategici della nostra economia. Le risposte che finora sono state ricevute, in un minuto a testa, sono state, quindi finora la reggenza com'è stata, il governo della regione com'è stato per voi? In Come questi un bilancio, il bilancio sì, di questi sì. 5 anni, secondo me ci vuole più coraggio, cioè sono state fatte tante cose, sì, però è mancata una visione, una programmazione di quello che è lo sviluppo futuro del Veneto. Se non abbiamo visione e programmazione non possiamo continuare ad affrontare l'ordinario, perché in questo modo siamo a rincorrere, non siamo a prevenire o ad affrontare meglio i problemi. Quindi io mi aspetto da chiunque sarà il nuovo governatore, chi governerà questa regione, maggiore capacità anche di decisione, perché purtroppo Zaia ha detto tante cose, sa vendere bene, però non ha preso tante decisioni. Purtroppo c'è una palude anche qua, no? Quella palude di cui magari a volte Renzi parla a Roma, ma anche a Venezia vedo che tante volte c'è la palude. Bisogna decidere di più e fare più in fretta le cose, perché non abbiamo più i tempi di una volta. Per lei? Per me, a condizioni date economiche e legislative, devo dare un giudizio positivo, nel senso che se non ci fosse stata la regione, probabilmente noi comuni avremmo fatto molto meno, nel senso che è sempre stata vicina al territorio e allo sviluppo. L'organizzazione che è stata messa in piedi anche a livello sanitario, ma anche a livello turistico e quant'altro, la vedo bene se appunto riuscirà ad essere attuata, però è chiaro che serve del tempo, e poi nello scenario in cui abbiamo vissuto in questi anni credo che per fortuna insomma c'è stata una regione che è stata vicina agli enti. Vabbè, permesso che comunque tra il Veneto e Lombardia continuano ad essere i traini del nostro paese, quindi questo senza dubbio. Quanto, proprio una battuta, a condizione di tagli del governo centrale, perché adesso c'è la riforma del titolo quinto, altra botta micidiale che uccide le regioni senza dare niente. Ma anche qui sì, tutte le riforme che adesso stanno per essere messe in campo, io auspico veramente che siano riforme che vanno nel senso dell'autonomia e non del centralismo. E invece sta andando verso il centralismo più totale, proprio. Poi con Renzi l'attuazione più completa. Sì, questo non è positivo, perché poi addirittura vediamo... adesso la riforma elettorale è stata una debacle totale della Ma democrazia. la riforma elettorale secondo me è una cosa ancora diversa, sono più preoccupata della riforma quella costituzionale adesso. Quella sarà un'altra lì si incide di più su tutto questo meccanismo delle autonomie, dei rapporti tra i vari soggetti che formano la Repubblica, quindi non solo lo Stato, ma ricordiamolo, i comuni sono parte della Repubblica, tanto quanto lo Stato, quindi la relazione deve essere modulata nel modo corretto. Sì, rispetto appunto alla legge elettorale, stessa opinione insomma, della collega, mi auspicavo che ci fosse più condivisione, ma non c'è stata, e vedo purtroppo il rischio che ci sia sempre una minor sensibilità verso gli enti locali e anche verso gli enti intermedi. Con le province è stato fatto un gran pasticcio a mio avviso, e adesso c'è il problema anche di questi livelli intermedi di governo. Però sono forme di democrazia, sono una forma di democrazia a livelli intermedi. Se si tolgono i livelli intermedi, sì. Cioè non è che lo Stato sia virtuoso, è che non si vuole scavare nei meandri dei ministeri, perché sembra infatti, che verrebbero fuori dei disastri il problema mostruosi. È stato che i tagli e le riforme sono cercate di farli cioè obbligando i comuni ad accorparsi, che per un certo verso va bene, io sono un sostenitore della condivisione dei servizi, ma magari in modalità diversa, sulle province, in parte anche sulle regioni, però questo vuol dire svuotare dei livelli di governo senza dotarli di risorse e tra l'altro senza avere un'organizzazione sotto che doveva essere appunto questo associazionismo, quindi le unioni e le convenzioni con le associati che funzionava, quindi per avere il livello intermedio anziché avere la provincia con la regione e lo Stato. Questo non c'è ancora, per cui il rischio è che si sfaldi tutto. Insomma. In Italia si passa sempre da un estremo all'altro. Non c'è mai una via di mezzo. Non c'è mai una via di mezzo. Le province, c'è stata tutta una grande campagna demagogica contro le province perché erano quelle il male dell'Italia, i costi dell'Italia dipendevano da quello. Se poi si va a vedere quanto incide sul costo complessivo, ha fatto una bella trasmissione a Gabanelli per dire tutte queste cose, no? E quindi ci si è concentrati su un
piccolo aspetto. Ma perché non si vogliono vedere gli altri aspetti, quelli pesanti, che in realtà sono ben altri, ma non fanno capo a questi territori minori che sono vicini anche ai cittadini. Siamo arrivati al termine, io vi devo ringraziare per il vostro intervento, grazie ancora all'Anci del Veneto e ai nostri sindaci, grazie a voi di averci seguito, noi naturalmente ci vediamo al prossimo appuntamento.